Il GIP Davide Salvucci decide l'esclusione della regione siciliana dalle parti civili del processo ad Antonello Montante. Per un motivo formale, nell'atto di costituzione proposto dall'Avvocatura dello Stato non c'è la delibera di giunta che è arrivata in ritardo. Scrive il giudice nella sua ordinanza. Uno scivolone per la regione che potrebbe però riproporre la richiesta alla prima udienza del processo. Ma intanto è fuori il principale protagonista del processo. Continua a essere un imputato fantasma al tribunale di Caltanissetta e tenta pure di fare saltare la seconda tappa dell'udienza preliminare, recapitando al giudice un certificato medico. Ma il GUP rilancia, gli avvocati chiariscono le reali intenzioni dell'imputato Montante. Vuole partecipare o no all'udienza? I pubblici ministeri insorgono in aula. Il procuratore Amedeo Bertone e il sostituto Maurizio Bonaccorso chiedono la sospensione dei termini di custodia cautelare perché sull'udienza non dovesse concludersi entro il 14 novembre, Montante potrebbe essere scarcerato. Alla fine la pausa dell'udienza di quasi 2 ore perché al vecchio palazzo di giustizia di Caltanissetta non ci sono aule a sufficienza per tutti i processi, bisogna fare a turno. Alle 12 l'avvocato Giuseppe Panepinto annuncia che Montante rinuncia alla presenza in aula e l'udienza può proseguire. L'Ordine dei giornalisti di Sicilia chiede di costituirsi parte civile. Si riparte lunedì.